e la nuova Tor 3 teste di Stefano Fabi a qualificarsi per la finale di Ciampino nel campionato Under 15 Elite. I rossoblù al Cinecittà 2 battono per 6-7 ai calci di rigore il Savio di Pasquale Barba. Tor 3 teste che troverà di fronte l'Urbe Tevere. Prima occasione da gol dei Blues con il colpo di testa da parte di Lulai. Dopo 4 minuti di gioco interviene Barone, poi di infilata arriva l'occasione da parte della nuova Tor 3 teste. Fallo di mano non ravvisto dal direttore di gara che lascia proseguire dando la regola del vantaggio. Dalla conclusione arriva Palacio in diagonale di sinistro che mette il pallone in rete per il direttore di gara, però è offside e si resta sullo 0-0. Il Savio passa in vantaggio in maniera fulminea, palla centrale, errore della difesa dei rossoblù. Alessandrini si infila e con un dolce pallonetto porta in vantaggio il Savio 1-0 al minuto numero 14. La nuova Tor 3 teste però risponde, ma prima deve subire un brivido dal calcio di punizione battuto da Guida, palla che arriva ancora in area di rigore proprio verso il numero 11 della formazione in maglia blues. La conclusione però da parte di Alessandrini viene murata da Barone. Sull'azione seguente parte il contropiede da parte della nuova Tor 3 teste, errore difensivo questa volta da parte del Savio. Palacio è lì e non sbaglia, tu per tu, è 1-1. Al 27esimo minuto a farsi vedere è di nuovo il Savio, il pallone per Lulai, esce Barone, glielo toglie tra i piedi, poi calcio di punizione, questa volta il destro da parte di Daparè, l'intervento di Zaccaria che manda il pallone in corner. Inizio di ripresa con ritmi molto più blandi e da parte della nuova Tor 3 teste che tenta subito dopo 50 secondi di gioco. Zaccaria blocca in presa bassa, Alessandrini prova al sesto su calcio di punizione alto sopra la traversa. Nuova Tor 3 teste che torna a farsi vedere al 7° minuto della ripresa, è ancora Daparè a provare un'altra conclusione, murato dalla difesa dei Blues, poi sfera per Palacio che prova il diagonale. Zaccaria riesce a mantenere il pallone a terra in due tempi. Savio che prova a farsi vedere nel finale con la conclusione di Marchegiani che termina in out, poi ancora nuova Tor 3 teste che va sì in gol ma annullato dal direttore di gara per la trattenuta in area di rigore. Minuto numero 18 del secondo tempo. L'ultima vera occasione arriva in pieno recupero per una nuova Tor 3 teste, poi dopo 5 di extra time si va ai calci di rigore. Dal dischetto il primo da battere è Palermi che va subito in rete battendo Zaccaria, poi Savio che risponde con Giusti il quale spiazza Barone. Dal dischetto si presenta D'Angelo, parata da parte dell'estremo difensore del Savio. Di Marco, l'ex di turno ed ex capitano della nuova Tor 3 teste nello scorso anno, non sbaglia e porta avanti i Blues. Va Bernardini dal dischetto e con il sinistro non sbaglia. Poi è il turno di Fabrizio Alessandrini che va con il destro, Barone intuisce e para, si torna in parità. Calcio di rigore per Cataldi che spedisce il pallone fuori, mentre dall'altra parte è sempre il numero 5 a battere, ma Greco che con il destro fa secco Barone portando avanti il Savio. Luise per la nuova Tor 3 teste va a segno e l'ultimo calcio di rigore è per Morelli che ha in mano il match point ma manda il pallone alto sopra la traversa. Si va ad oltranza dunque con la nuova Tor 3 teste che manda dal dischetto Puglietti il quale non sbaglia. A rispondere è Frisoni che con un brivido palla sotto la traversa e gol. Si torna quindi in parità. A battere per la nuova Tor 3 teste e poi è Alosi con il numero 4, palla in gol. Per il Savio arriva il penalty da parte di Jacobucci, sinistro con pallone che spiazza Barone. Infine rete da parte di Vermicelli, dal dischetto c'è Marchegiani, Baroni riesce ad intuire e la nuova Tor 3 teste vola in finale che si disputerà alla Superga di Ciampino domenica prossima. Sarà Urbe Tevere, nuova Tor 3 teste.